Il nostro viaggio nelle regioni chiamate a votare domenica prossima questa sera fa tappa in Veneto. Temi e protagonisti della sfida elettorale con l'inviato Luciano Gelfi. Tutti contro Luca Zaia. Sono 6 candidati alla presidenza della regione del Veneto sostenuti da ben 19 liste, ma l'uomo da battere è il governatore uscente che si ripresenta, sostenuto non solo dalla Lega ma anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e 2 liste civiche. Chiede un secondo mandato ponendo l'accento sull'emergenza lavoro. Che è di continuità, ma soprattutto voglio dire di risolvere il problema della disoccupazione. Usciamo da questa crisi con il 6,7% di disoccupazione, che vuol dire che siamo tra i migliori a livello nazionale. Vogliamo fare di più. E partiamo da un presupposto. Abbiamo negoziato per primi in Europa, ad esempio, il Fondo Sociale Europeo. La sfida targata PD in Veneto ha il volto di Alessandra Moretti, che ha lasciato il seggio a Strasburgo e ha toccato tutti i 579 comuni della regione. La sostengono anche 4 liste civiche. C'è stato un tempo in cui l'impresa non aveva bisogno della politica, oggi invece l'impresa ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità e sappia anche guidare il Veneto in maniera, come dire, trasparente, legale. In una regione sospesa fra turismo e realtà produttive, le inchieste sugli appalti pubblici pesano sulla campagna elettorale. La questione morale è un cavallo di battaglia per Jacopo Berti, candidato del Movimento 5 Stelle. Bisogna andare a cambiare completamente la visione di Veneto, una visione che oggi è fatta dai partiti che hanno portato corruzione e purtroppo ladri all'interno delle istituzioni. Noi portiamo onestà e trasparenza, abbinati alla competenza. Nel campo moderato ha fatto rumore la rottura fra la Lega e il sindaco di Verona Flavio Tosi, che ora corre sostenuto da 6 liste, fra cui Area Popolare. Siamo stati espulsi da Salvini perché non volevamo che il Veneto prendesse ordini da Milano. E la sfida è, a livello Veneto, a livello nazionale, creare un'alternativa sia a Matteo Renzi che a Matteo Salvini su quello che è il modello tipicamente veneto, liberale, cattolico, riformista. Portabandiera dell'indipendentismo veneto è Alessio Morosin. Qui abbiamo dei valori identitari fortissimi che non sono quelli malamente rappresentati in passato dalla Lega. Parliamo di valori identitari, di una idem sentire su questioni importanti, di una coesione della società veneta che mira a ritornare ad autogovernarsi, visto che lo Stato la sta trattando come una colonia. Questione morale, lavoro, ambiente e temi chiave della corsa di laurea di Lucia Coletti. Siamo l'unica sinistra, spiega la candidata dell'Altro Veneto. Siamo scesi in campo perché questa regione, in realtà questo paese, ha bisogno di un'alternativa vera dal punto di vista politico. Ha bisogno di una sinistra capace di declinare i propri valori, la propria tradizione nella contemporaneità.